28 persone iscritte nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta per il crollo del cornicione, che il 18 settembre ha fatto cadere anche l'impalcatura allestita per ristrutturare il lussuoso Palazzo Liberty di Piazza Cavour ad Agrigento. Un cedimento che ha comportato lo sgombero di 20 appartamenti e la chiusura di alcune attività commerciali che si affacciano anche sul Viale della Vittoria. A coordinare l'inchiesta è il sostituto procuratore Antonella Pandolfi, che è iscritto nel registro degli indagati proprietari degli appartamenti nella veste di committenti dei lavori, i responsabili della ditta, l'amministratore di condominio e i tecnici che hanno eseguito le opere. Nella lista degli indagati ci sono anche, nella veste di proprietari di alcune unità immobiliari e quindi committenti dei lavori, un magistrato di Cassazione e un noto avvocato. L'iscrizione nel registro degli indagati di 28 persone è un atto dovuto, necessario all'espletamento della perizia sull'immobile per consentire agli indagati di esercitare al meglio il proprio diritto di difesa. Lo spiega il procuratore capo Luigi Patronaggio. Il conferimento dell'incarico al perito nominato dal pubblico ministero Antonella Pandolfi è fissato per l'1 ottobre alle 16:30. La procura farà in modo che le operazioni peritali si svolgano con completezza e nel più breve tempo possibile, prosegue Patronaggio, in modo da permettere quelle opere urgenti di messa in sicurezza dell'immobile necessarie alla sua libera fruizione. E il sindaco di Agrigento, Lillo Firetta, ha annunciato che gli esercenti commerciali, per tutto il tempo che saranno costretti a tenere le saracinesche abbassate, non pagheranno la tassa sulla raccolta dei rifiuti. Invece, per quanto riguarda lo stabile adiacente, quello che è all'ingresso su via Vittorio Emanuele Orlando, si cercano soluzioni alternative e veloci che permettano ai residenti di tornare a casa, o costruendo una via d'accesso sicura che protegga l'ingresso o con accessi alternativi. Mentre per il palazzo interessato dal crollo i tempi si dilatano, diventano mesi. Così il Barsaieva ha scelto di trasferirsi più avanti, sempre al Viale della Vittoria.